Buongiorno a tutti e ringrazio Poeti 2000 nella persona di Carlo Molinari per avermi dato la possibilità di leggere la mia poesia, di parlare un po' di me, di presentarmi. Sono Monica Fornelli e ho avuto l'onore di poter ricevere il terzo premio per il concorso internazionale il cui tema è la pace, indetto appunto da Poeti 2000. Inizio con leggere i miei versi. Si vis pacem para pacem, armistizio tra geli da brina di prolungato inverno, si intravedono schizzi di stelle nel cuore di fiocchi di neve. L'acqua benedetta ha serbato nel ghiaccio il suo artistico splendore, lucore di meravigliosa bellezza, gemella di amorevoli rivoli nascosti nel compassionevole violino cardiaco di umanità nel suo risveglio. La pace salmodia una requie che d'incanto ammanta di niveo splendore la polverosa neve, colori di germogli insorgenti nella carezza di uno schivo sole nascente. Ebbene, la pace, stiamo vivendo in un momento davvero drammatico. La pace più che mai ce n'è bisogno. Pace nel cuore, nella quotidianità di tante persone che vivono l'orrore, la tragedia, la guerra, l'essere, il non sentirsi accolti, il sentirsi perseguitati, la disperazione. E nei miei versi io riprendo sempre la natura adesso mi circonda, potete sentire gli uccellini e la natura stessa è dilaniata da noi, per cui ecco, per me ciò che è più importante è il poter donare attraverso la parola un sostegno, un supporto, una comprensione. Ecco quindi che per me il concetto di poesia si lega molto col concetto di scopo umanitario. La poesia si deve fare sociale per permettere una sorta di lotta pacifica, per supportare, per diffondere concetti come l'amore, la comprensione, la collaborazione, supporto, accoglienza. Io lavoro in un CPA, per chi non sapesse, è il centro provinciale istruzione per gli adulti, e avendo un dottorato in somatopsichica ho potuto organizzare uno sportello d'ascolto. Questo perché? Per poter ascoltare e poter sostenere i nostri corsisti, molti immigrati, nel metter fuori loro parte della loro tristezza, pesantezza di cuore causate da appunto il fardello emotivo che si portano dietro. E vi dico questo perché ho usato i miei versi, perché attraverso il sentire altrui una persona può trovare il modo può sentirsi compreso, capito, e nella comprensione si nasconde l'amore, si nascondono tanti abbracci, per cui ecco l'importanza della poesia è questa. La poesia è vita, la poesia è il tramite attraverso cui noi possiamo raggiungere il cuore altrui e possiamo diffondere il bene. Vi ringrazio per
d'ascolto e vi abbraccio e buona poesia a tutti.